E, La Guardia di Finanza pronta ad agevolare il compito e il lavoro degli organi di stampa, dei giornalisti, nasce un portale di informazione istituzionale. sì, e col 1° gennaio partirà il progetto del portale web Guardia di Finanza. In realtà è la sempre maggiore presa di coscienza da parte del corpo della necessità di instaurare un rapporto il più possibile diretto e collaborativo con gli organi di informazione. Sono anni ormai in cui la Guardia di Finanza ha preso sempre più atto della necessità non soltanto di fare, ma anche di far sapere alla cittadinanza, alla collettività quello che stiamo facendo, e quindi la realizzazione di questo portale web consentirà a partire dal 1° gennaio, poi ci sarà per un certo periodo, 2 o 3 mesi, un periodo transitorio tra virgolette, quindi con il nuovo e il vecchio sistema di comunicazioni tra noi e i media, e c'è questo nuovo portale che consentirà ai singoli giornalisti che si saranno accreditati sul sito, e oggi stiamo diramando anche tra virgolette, una brochure esplicativa delle procedure da seguire, e i giornalisti si dovranno registrare su un sito, scegliere una o più regioni di interesse per le quali vogliono essere avvisati dell'inserimento dell'emanazione di nuovi comunicati stampa, e allora quando un comando provinciale delle regioni di interesse diramerà appunto una notizia, un comunicato stampa, o anche metterà in rete contenuti audio-video, questa è la cosa più importante, i giornalisti verranno avvisati sulla email che hanno comunicato al corpo. Questo perché la Guardia di Finanza ormai si è resa conto che ovviamente gli organi di stampa fungono da ponte con il territorio, e quindi è importante trasferire tutto quello che si fa per meglio avere un rapporto più diretto con i cittadini. È un cambiamento di mentalità che ormai data diversi anni, la necessità di far conoscere meglio e il più velocemente possibile ciò che facciamo quotidianamente. Siamo ormai quasi a fine anno, che bilancio si può tracciare? Positivo, però per questo non è per fare pretattica, ma ci dovremo rivedere agli inizi del nuovo anno, allora quando avremo consolidato tutti i dati.